Beh, una persona innanzitutto schietta perché quello che doveva dire te lo diceva in faccia e non lo mandava a dire. Molto impegnato nella Fiera dei Vini perché per tantissimi anni, da quando è iniziata la Fiera dei Vini negli anni 70, anzi è stato uno dei fautori della Fiera dei Vini e quindi gli anni sempre stato lì a preparare con tutti gli altri volontari. La morte di Gino Causero, 85 anni, avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 14 luglio, ha scosso la comunità di Corno di Rosazzo. La tragedia consumata in pochi istanti, senza avere il tempo di capire con il trattore da lui condotto che diventa una macchina infernale. Un problema di natura meccanica all'erpice. Qualche secondo, il tempo di capire cosa sia successo, poi la mano avversa del destino fa il resto. Il trattore in folle con la leva della retromarcia che si inserisce e il mezzo inizia a muoversi verso la sua vittima. Lo travolge, lo trascina per qualche metro fino al portone di casa dove si arresta. I soccorsi celeri, ma tutto inutile. Gino Causero era un'anima viva, con lo spirito in corpo. Da tempo in pensione, dopo aver lavorato in un'azienda del posto, non ha mai dimenticato le sue radici, quella cultura contadina rurale nel DNA di queste genti. Poi il contributo per la sua Corno, da cofondatore della Fiera dei Vini, fino alle altre attività sociali. Una persona ben voluta da tutti per la sua schiettezza, davvero friulano. Il cordoglio del sindaco Daniele Moschioni. Attivo anche con i donatori di sangue di Corno e anche con gli alpini. Una persona, diciamo, attenta e sempre disponibile. Ho un ricordo che mi mancherà, perché alle 6:30 di mattina ci trovavamo a prendere il giornale e ogni mattina aveva sempre qualcosa da dire proprio sul mantenimento, la tutela e il decoro del territorio del comune di Corno di Rosazzo. Mi ricordo che proprio 10 giorni fa mi ha segnalato che dei ragazzini facevano confusione proprio fuori casa sua. Gli ho detto, boh, sono ragazzini, Gino cerca di sopportare, siamo stati ragazzini tutti. Quindi questa cosa la mattina, adesso quando vado a prendere il giornale che non lo trovo, sicuramente è una cosa non carina.